Dalle sorgenti del Piave sopra Sappada fino a Casa Parise, attraversando il Cadore, poi scendendo lungo il corso del fiume, Longarone, Belluno, Santa Giustina, Pederoba, Nervesa, Maserada, fino a Salgareda. È il viaggio di Mirko Artuso, attore e regista teatrale, che come gli antichi camminanti si sposterà da una tappa all'altra, fermandosi a dormire da chi gli offrirà ospitalità. Questo sarà il punto di arrivo, che è il luogo in cui io da ragazzino venivo spesso a giocare con gli amici, e sono tra l'altro gli amici che vengono raccontati nei sillabari da Goffredo Parise. Questo è un lungo viaggio che mi porterà lungo tutto il fiume e ho pensato di andare a vedere dove nasce il fiume per arrivare dove sono nato io, che è Salgareda, il luogo della mia infanzia. Una ventina di chilometri al giorno per un moderno viandante che in cambio dell'ospitalità regalerà storie. Sperando di incontrare strada facendo molte persone che mi raccontino delle storie, e io in cambio dell'ospitalità racconterò loro delle storie che mi porterò dentro lo zaino. E così Artuso reciterà brani degli autori che gli sono più cari: Italo Calvino, Sebastiano Vassalli, Marcel Schwob e Daniele Zovi, e a chi lo ospiterà Artuso chiederà un piccolo dono da portare in omaggio all'ospite successivo. Dopo che l'avviso e l'invito all'accoglienza è apparso sui social, è scattata una vera e propria gara all'ospitalità. E questo mi ha, rincuorato, perché rinforza l'idea che ho, che ancora oggi siamo sui social molto restii ad accogliere, ma poi nella realtà concreta della vita di tutti i giorni c'è ancora chi ama molto incontrare gli altri e scambiare le proprie esperienze di vita.